Mio figlio amava la sua divisa. A 14 anni si arruolò all'Annunziatella, quindi la sua vita l'ha trascorsa altro che con la divisa addosso. Però era felice del suo lavoro. Così la signora Paola ricorda il figlio Valerio Gildoni, morto il 17 luglio del 2009 a Bosco di Nanto per il colpo di fucile di un anziano che si era barricato in casa. La caserma Chinotto nel giorno dei caduti delle forze armate gli ha dedicato una sala, commozione anche nella voce del padre Settimio. Un grande dolore si rinnova. Comunque sono lieto di partecipare a questa manifestazione. Nonostante la vicinanza dell'arma, resta l'amarezza per una vicenda giudiziaria ancora aperta. Ancora siamo con le cause e le spese però arrivano tutte a noi. Da giugno stanno rimandando l'ultima causa, ma la rimandano da un mese all'altra, quindi andremo a finire a dicembre se la faranno. Altri luoghi della caserma sono stati dedicati ai carabinieri Emanuele Brai, morto in Afghanistan nel 2012, Ermanno Fenoglieti, ucciso nel 1995 in Bosnia, al padovano Enrico Frassanito, che trovò la morte a Nassiria nel 2006, a ricordarlo il fratello Giuseppe. Queste manifestazioni in cui si ricorda quello che è stato il loro sacrificio non fanno altro che aumentare ai miei occhi quello che è il valore del suo sacrificio, del loro sacrificio e dei suoi insegnamenti, che sono degli insegnamenti di pace, di tolleranza e di giustizia.